Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti, bentornati in diretta, nuovo appuntamento col nostro consueto approfondimento domenicale relativo allo sport sardo, tutto quello che è successo fondamentalmente negli ultimi 2 giorni. Ovviamente, come sempre, su Teleregione Live 131, Directa Sport e UTG.net, insomma, come sempre, vi fa una panoramica sui risultati, sulle immagini, su tutte le principali emozioni dei campionati nazionali che riguardano le squadre sarde, iniziando ovviamente dalla Serie C, parlando di Serie D, anche di basket e altro. Come sempre, non sono da solo in questo nuovo appuntamento domenicale. Ciao Roberto Pinna, bentornato. Ritrovati, nuova domenica, nuove emozioni, finalmente una domenica senza sconfitte, anche questo non è male, Esatto. No, in realtà una sola sconfitta c'è stata, quella della Torres femminile, sì, ma ne parleremo, certo. ne parleremo più avanti, però sicuramente è stata una domenica, insomma, di tanti pareggi, ecco, perché poi se andiamo a rivedere un po' tutte le varie emozioni, tutti i vari risultati, hanno vinto a Torres di Stefano Sottili quest'oggi a Imola, una partita ostica, nonostante poi l'Imolese sia il fanalino di coda del girone B della Serie C, però insomma sicuramente era una trasferta con tante difficoltà e ne parleremo sicuramente a breve. Ha vinto ieri il Cagliari Primavera di Michele Filippi, che ha battuto la Roma, capolista del campionato Primavera 1, insomma andando praticamente a pochissimi punti dalle prime posizioni. Apro una parentesi, Roby, tra l'altro, tra tutti i campionati che stiamo affrontando durante questa stagione c'è tanto equilibrio. Sarà che in Serie A il Cagliari non c'è più quest'anno, quindi la Serie A non la stiamo seguendo, però per il resto di tutti gli altri campionati calcistici, prima di andare a vedere i vari risultati, c'è davvero tanto equilibrio. Sì, è vero, sono tutte stagioni particolari, no? Dalla Serie B alla Serie C, anche il campionato Primavera, dove in 4 punti praticamente si può stare o capolista o fuori addirittura dai playoff, quindi anche il Primavera 1 quest'anno è un campionato molto divertente. C'è equilibrio, forse un po' meno in Serie C, se vogliamo, si è spaccato il campionato, no? Il girone B, la Torres con la vittoria di oggi ha fatto un bel balzo, poi vedremo anche la classifica, ecco, forse lì in Serie C c'è meno equilibrio rispetto a quello che ci si poteva un po' aspettare, nel resto sì, è tutto molto aperto. Forse in Serie C c'è equilibrio nelle varie parti della classifica, no? In testa c'è più o meno, tolta la Reggiana, sotto la Reggiana c'è abbastanza equilibrio. In coda sono tutte lì che si giocano appunto la salvezza punto su punto, per cui insomma vedremo un po'. Ma inizierei ovviamente, Roby, dalla Serie C, no? Che è un po' il piatto forte, come sempre, di questa trasmissione domenicale, andando, grazie al nostro Marcello Mura, in regia, a vedere quelli che sono stati i risultati della giornata odierna, a cominciare dal 3-2 della capolista reggiana contro l'Alessandria che insomma davvero indomita, Roby, perché ha provato in tutti i modi a tenere viva una partita che a livello di pronostico era chiusa già in partenza. 1-1 tra Recanatese e San Donato Tavarnelle, non si è giocata la parità tra Vispesaro e Pontedera, è stata rinviata. 0-1 vittoria esterna importante anche dell'Ancona contro il Gubbio, 4-0 netto della Virtus Entella sulla Carrarese, 1-2 la vittoria esterna del Siena contro il Montevarchi in uno dei tanti derby toscani di questo girone B, 1-1 anche tra Cesena e Fermana, 0-1 la vittoria esterna del Fiorenzuola contro la Lucchese, e poi
partite che ci interessano direttamente, però le due sarde, questo 1-1 dell'Olbia contro il Rimini al Nespoli, e poi soprattutto la vittoria per 0-1 della Torres contro l'Imolese. Questa è la classifica al momento del girone B. Comanda la Reggiana con 52 punti, ben 7 punti di vantaggio su Cesena e Virtus Entella. Al di sotto dell'Entella e del Cesena c'è l'Ancona che sale a quota 41, 39 punti per il Gubbio, 37 per Siena e Pontedera, 35 per il Fiorenzuola, 33 per Lucchese e Carrarese, 32 per il Rimini, 28 per la Ternana, 27 per la Torres, che con i 3 punti di oggi insomma ha dato un altro scossone importante a quella zona di classifica, 24 punti per la Recanatese, 23 per il San Donato, 22 per la Vispesaro, 21 per l'Alessandria, 19 per l'Olbia, 17 per il Montevatti e 16 per Rese. Roby, iniziamo ovviamente dalla vittoria della Torres contro l'Imolese. Prima di andare a vedere le immagini, in 10 secondi il tuo commento sulla partita. Partitaccia, brutto campo, però 3 punti che valgono 6. Abbiamo visto la classifica, ci pensa sempre Diakité, il salva Torres. Nel frattempo, in attesa di portare la Torres e fare Viale Adama, diciamo che sta iniziando a prendere forma Vicolo Adama nel centro storico, perché comunque sia già salvare la Torres può essere tanta roba. Andiamo a vedercelo proprio il gol, dai. Andiamo a vedere quindi gli highlights appunto di Imolese Torres 0-1. Ecco, Roby, abbiamo detto, insomma, una partita non troppo bella, no? Partita non troppo bella, però poi alla fine è una vittoria meritata, direi, no? Ai punti la Torres l'ha sicuramente meritato, anche perché abbiamo visto 3-4 occasioni almeno della squadra padrona di casa di quest'oggi, dell'Imolese, però erano quasi tutte in fuorigioco, va detto, anche l'ultima. Nel proseguo poi si vede benissimo l'arbitro che alza il braccio, erano tutte occasioni in offside, perché ha funzionato bene la coppia Pinna-Antonelli, si conoscono, i due d'altronde oggi non c'era da metto per un infortunio delle ultime ore, poco prima della rifinitura si è fatto male, non è partito l'esperto centrale per questa trasferta. Per il resto cosa ha detto? Tanti segnali, tante notizie per la Torres di Sotili questo successo. Innanzitutto si allunga in maniera importante il distacco dalla zona calda, soprattutto poi in vista di altre due sfide in salvezza, no? Perché la Torres, poi lo vedremo dopo, avrà Recanatese in casa e poi Vispesaro in trasferta.
però una Torres che trova un Diakité anche costante ora in zona gol, che continua a fare gol pesanti, un Lora che in attesa di rinforzi a centrocampo continua in maniera importante a crescere a Sassari. Oggi ha fatto davvero una partita difficile su un campo molto sporco, ha cantato e portato la croce per quasi tutta la partita. Lisai è vero che va a folate, però da trequartista oggi ha anche funzionato perché ha messo dei cross interessanti. C'è un problemino che è quello di Scapini, 6 gare senza segnare, in realtà un gol in estirada l'aveva anche fatto, un gol fantastico, poi era fuori gioco e lo sente. Scapini è uno che quando va in astinenza per un periodo la soffre, è un po' come la Padula, no? Ogni occasione che sbaglia sta lì 2 minuti almeno a prendersela con se stesso e a maledire tutto il suo albero genealogico. Detto questo, anche 2 grandissime notizie per Sottili. Rientrato Rocco e già sembrava messo molto bene nei pochissimi minuti che ha avuto, qualche dribbling, e soprattutto è tornato 10 mesi dopo Gigi Scotto. Bentornato Gigi, sono finiti i tempi grigi, cantavano i tifosi della Torres, e che fa anche sorridere, però è sicuramente un bel ritorno dal punto di vista soprattutto emotivo per la Torres di Sottili ritrovare il proprio capitano. Vedremo quanto potrà aiutare nella seconda parte di campionato la squadra di Sottili. C'è solo una pecca oggi, secondo me, per la Torres, non averla chiusa prima, perché poi quando giochi gran parte del secondo tempo in superiorità numerica devi chiuderla, tant'è vero che nel finale c'è quella grande occasione che è vero si era fuori gioco, però la Torres si stava abbassando tanto negli ultimi minuti e stava forse un po' per paura quasi concedendo il campo a Limolese, che è un errore che una squadra che deve assolutamente portare via 3 punti non deve compiere. Detto questo, non è stata sicuramente una partita per puristi del calcio, al Vannissanna sappiamo che ce ne sono parecchi, però su quel campo dell'Imolese oggi veramente più da fango, da rugby, da altri tempi che da calcio, la Torres esce con 6 punti secondo me più che 3. Sono molto d'accordo, tra l'altro appunto come al solito nel montaggio degli highlights spesso, no, si capisce anche un po' com'è andata la partita ed effettivamente io penso anche che, è vero, l'Imolese è l'ultima in classifica, ma credo che abbia anche una capacità di potere sul mercato, di potere d'acquisto sul mercato, comunque non da poco, perché ricordiamoci che ha preso Simeri e Paponi, insomma 2 attaccanti che l'anno scorso hanno fatto davvero bene in Serie C con la maglia del Bari, soprattutto Sì, poi Simeri, Mamona. quindi insomma sono nomi importanti. Blu Mamona, insomma sono nomi importanti per questa categoria. Però ecco, rivedendo il gol appunto decisivo firmato da Adam Diakité, che tra l'altro fa partire l'azione, perché bravissimo, insomma volevo arrivare proprio a quello, cioè è un'azione ben costruita dalla Torres che parte bene dal centrocampo, un paio di passaggi di prima importanti dove ogni giocatore che tocca la palla fa quello che deve fare, con un Liviero che tra l'altro insomma continua a essere secondo me uno dei giocatori di maggior talento di questa squadra, ma lo si sapeva probabilmente già da quando è arrivato a Sassari. Però ecco, prima di andare a sentire le micro dichiarazioni di Sottili, insomma il video molto short che ci ha inviato l'ufficio stampa dell'Imolese, che comunque insomma ringraziamo come sempre per la collaborazione. Però ti chiedo, insomma, anche alla luce di quello che è successo oggi, cosa manca a questa Torres in questo momento, soprattutto considerando che siamo alle 20:13 di domenica 22 gennaio, quindi sono 9 giorni scarsi ancora di contrattazioni, quindi di trattative. Il mercato sarà ancora aperto per 9 giorni, anzi praticamente 8 giorni, diciamo la verità. Insomma, cosa manca a questa Torres? Questa Torres manca un centrocampista e un'alternativa di peso a Scapini. È andato via Lupi, è andato via Sorgente. Penso che la Torres nei prossimi giorni chiuderà questi 2 affari, un attaccante, quindi un centrocampista, un playmaker, perché poi Lora vorrebbe tornare a giocare non tanto da filtro e mediana, ma da mezzala. E un pochino mancano i gol di Scapini, perché poi una squadra come la Torres non può concedere 6 giornate senza gol del suo centravanti, no? Se torna a segnare Scapini, se è un altro tipo di squadra. Poi è mancato Ruocco, noi adesso stiamo facendo dei calcoli, non so se riusciamo anche, grazie a Marcello in regia, a rivedere al volo la classifica, perché io ti sfido anche a pensare a cosa sarebbe stata questa squadra senza aver buttato davvero tanti punti in stagione e senza aver avuto degli infortuni così pesanti come quello di Ruocco e di Sanat. Sai che secondo me con 3 punti in più questa Torres, più che guardarsi alle spalle, avrebbe anche potuto
iniziare a fare battaglia a Carrarese e Rimini per giocarsi l'ultimo posto playoff. Te la lancio così, sì. perché è una squadra davvero particolare, che a volte non gioca bene, però che ha saputo fare i punti quando erano necessari da fare per togliersi dalla zona play-out il più possibile. Ha lasciato davvero tanti punti per strada. Io sono curioso, perché se poi la rinforzi questa squadra con un ottimo centrocampista e con un'alternativa valida in attacco a Scapini, o comunque sia un giocatore forse un pochino più di guizzo, no? Perché Lisai non può fare, secondo me, tutto il girone di ritorno a fare il trequartista. Cioè, prima o poi bisognerà rimettere lì Ruocco, e in quel caso devi avere anche un'alternativa. Magari se Ruocco lo vuoi spostare a gara in corso davanti, perché vuoi sostituire uno tra Scapini e Diakité. Anche perché secondo me Ruocco da seconda punta agisce meglio che da trequartista, ha più possibilità di allargarsi. Perché se ti si allarga il trequartista poi non hai... il suo ruolo, se ci Bravo, pensiamo. no, lo può no? anche fare, però lui fa molto bene quando si allarga. Poi se riesce magari ad allargarsi sulla sinistra, come ha fatto oggi, c'hai Liviero, terzino, che spinge, Scambi che è una meraviglia, i due si trovano davvero a memoria, entrambi con tanta qualità nel dribbling, nel tiro. Quindi secondo me se metti questi due rinforzi, forse ormai è un po' tardi per guardare in avanti, e bisognerà bisogna comunque in casa Torres continuare a guardarsi alle spalle, ci mancherebbe altro, però la rinforzi davvero, davvero tanto anche in prospettiva futura. Ecco, prima di sentire Sottili, aggiungiamo insomma un'altra vittoria al fine settimana, comunque positivo per le squadre sarde. Ha vinto la Raimond Sassari, quindi parliamo di pallamano, sul campo del Romagna in Serie A Gold 26-22, quindi insomma notizia quindi appena o Emilia o arrivata. Romagna si vince a Sassari. Questo... esatto, evidentemente insomma è il momento giusto. Andiamo a sentire allora le dichiarazioni di Stefano Sottili, tecnico della Torres dopo partita. Combattuta su un campo molto molto pesante, è stata una battaglia, due squadre che si sono affrontate cercando di superarsi. Credo che comunque tutto sommato alla fine la vittoria sia meritata, non abbiamo assolutamente rubato niente, anzi la squadra ha tenuto molto bene il campo, sono stati bravi anche nella gestione della superiorità numerica. Se proprio devo trovare una pecca è stata quella di non averla chiusa, di aver rischiato fino alla fine, però oggi sono stati bravi nel momento di difficoltà, comunque sono stati anche tranquilli e lucidi nella gestione della palla. Ecco, queste le dichiarazioni di Stefano Sottili al termine della partita, di fatto conferma un po' quello che dicevi tu prima, insomma, in vista delle prossime giornate, appunto Recanatese poi Vispesaro, quindi si va nelle Marche, di fatto sfida Sardegna-Marche, effettivamente quale sarà poi il rendimento. Se fai 6 punti lì, se fai 6 punti tra Vannisanna e la trasferta contro la Vispesaro, secondo me, non dico che ti salvi matematicamente, perché no, però praticamente ti salvi. E detto questo, c'è un dato curioso: la Torres è sesta per rendimento fuori casa, penultima per rendimento al Vannisanna. È una roba stranissima questa, che la Torres non riesca a fare punti in casa. In chiusura poi magari ci spostiamo ovviamente giustamente anche sull'Olbia. Mi piace, so che piacerebbe anche a te, facciamo un abbraccio a Gigi Scotto che è tornato dopo tanto tempo, un amico di 131, siamo molto contenti, ha passato mesi davvero difficili, per un attimo, anche un attimo abbastanza lungo, ha anche pensato di non riuscire a rientrare nel mondo del calcio professionistico, invece ci è riuscito con la maglia della Torres e gli mandiamo un abbraccio. Assolutamente sì, anzi lo aspettiamo martedì, perché la promessa... Esatto, lo aspettiamo martedì, l'ha promesso. Martedì sera, nell'approfondimento a freddo appunto sulla Serie C, aspettiamo Gigi Scotto in trasmissione. Allora ci spostiamo appunto dalla vittoria della Torres al pareggio dell'Olbia, un 1-1 contro il Rimini, che si conferma squadra molto ostica e fastidiosa per i bianchi di Occhiuzzi. All'andata una sconfitta pesante per 3-0, oggi un 1-1 con il pareggio dello spauracchio Santini, insomma al 14° gol stagionale, 3 gol in 2 partite alla difesa gallurese, insomma, per far capire anche il peso specifico dell'attaccante del Rimini. Al termine di una partita al volo, visto che ci guardano un po' in tanti, non solo per Serie C ma anche Serie B, un flash di mercato, visto che il calciomercato è aperto, il Cagliari libera uno slot sulla sinistra, Franchito Carboni lascia Cagliari dopo il prestito dall'Inter, andrà in prestito probabilmente al Monza, ovviamente sempre la società nerazzurra, perché era in prestito a Cagliari. Scusami.
Esatto, no, ci mancherebbe, è giusto, la cronaca come sempre ha sempre il sopravvento quando ci sono notizie di questo tipo. Dicevamo dell'Olbia, insomma, Robby, una partita, insomma, se non è stata una bella partita quella di Imola, anche quella di Olbia per le stesse condizioni ambientali, nel senso del campo, in questo caso dico, effettivamente... Non le stesse insomma, condizioni ambientali di ricalcato... Pagani, dai. No, quello no, per fortuna, però insomma effettivamente anche lì il Nespoli è un campo pesante, una Serie C che come ben sappiamo è una categoria dove difficilmente si può apprezzare un grande spettacolo. Tra l'altro ricordiamo che all'Olbia oggi mancavano i due centrocampisti centrali titolari, ovvero La Rosa e Biancu, entrambi squalificati, però insomma comunque la squadra di Occhiuzzi ha messo in campo una buona prestazione, come sempre, di sacrificio e di impegno. Poi è arrivata la disattenzione finale, proprio a 5 minuti dalla fine, quando sembrava possibile, insomma, il ticket, no, di vittoria delle due squadre sarde, ma insomma andiamoci a vedere tutte le emozioni principali di Olbia Rimini 1-1. Ecco, abbiamo visto le principali emozioni di questo 1-1 tra Olbia e Rimini. Insomma, se la partita di Imola ha dato dei segnali a Stefano Sottili, anche quella di oggi ha dato per forza dei segnali a Roberto Chiuzzi, che sentiremo poi a breve, insomma, anche nelle sue dichiarazioni post partita. Io ti dico subito, Roby, effettivamente penso che l'Olbia avrebbe meritato probabilmente di portarsi a casa i 3 punti, perché comunque è vero, non è stata una partita spettacolare, tutte le occasioni principali le ha create Ragazzu, ma questo non è una novità in casa Olbia, però per il resto io ho visto una squadra attenta, effettivamente riuscita a chiudere bene per tutta la partita le offensive dei romagnoli di Gaburro. E soprattutto c'è quell'azione, la rivedremo tra poco, quel possibile calcio di rigore non dato all'Olbia, secondo me era abbastanza netto, lo rivedremo anche dal replay, insomma una trattenuta in area abbastanza vistosa di Panelli su Nicola Nanni. Questo è stato il principale rischio per tutta la difesa dell'Olbia, ma qua un grande intervento di Emerson e poi la grande parata in uscita di Sposito, che non ha fatto male, direi, oggi anche sul gol. Forse per qualcuno poteva fare meglio in uscita, però secondo me
insomma era anche complicata quella palla di Del Carro che poi è arrivata a Santini davanti alla porta per il gol, però ecco questo forse anzi non è questa l'azione del rigore, questo è un altro dei tentativi, ne ha fatto almeno 3 ragazzi di questa tipologia da fuori area, negli highlights c'era solo questo, quindi vi abbiamo potuto mostrare soltanto questo. Ecco, questa è l'occasione di cui parlavo prima, cioè secondo me un rigore nettissimo, non dato all'Olbia, credo che in quel momento avrebbe dato una svolta alla partita. Direi leggermente netta la trattenuta di maglia. Tra l'altro 3 sono anche i gol che ha fatto Daniele Ragazzi, questo è un gol da vedere e rivedere, alla Federico Chiesa, alla Enrico Chiesa, visto che ne abbiamo parlato anche in chat, quei gol lì, sono 3 i gol che ha fatto l'Olbia nelle ultime 3 partite e sono 3 i gol che ha fatto Daniele Ragazzi nelle ultime 3 partite. Ecco, cosa manca all'Olbia? Magari che segnasse non solo Daniele Ragazzi. Assolutamente sì. Tra l'altro gol dell'ex, ricordiamolo, perché Sì, il ragazzo ha giocato a Rimini dove poi subì un grave infortunio al perone, per cui insomma è particolare anche questa coincidenza, possiamo dire così. Ecco, questo è il gol del Rimini con Fabbri, entrato nel secondo tempo al posto di Sueva, che di fatto si fa scappare Santini lì davanti alla porta proprio nel momento decisivo. È un peccato per l'Olbia, ripeto, perché 3 punti oggi sarebbero stati, ecco, se quelli della Torres sono valsi 6 punti, forse questi per l'Olbia sarebbero valsi 7, probabilmente, perché sarebbero stati 2 punti per poter raggiungere l'Alessandria, per continuare insomma ad avere un buon rendimento in questo 2023. Detto che, e adesso andremo a sentire anche le parole appunto di Roberto Chiuzzi in sala stampa, a questo Olbia servono disperatamente dei rinforzi sul mercato, sì. Forse anche più che alla Torres, perché se la Torres insomma ha bisogno forse non dico di seconde linee, ma di alternative per l'11 titolare, l'Olbia ha bisogno disperato davvero di un centrocampista centrale, di un play che metta ordine un po' nel centrocampo. Oggi hanno giocato Incerti e Zanchetta, non hanno fatto male, per carità, però effettivamente insomma manca un centrocampista. Detto che non c'erano la rosa e bianco, peso. comunque anche una giornata difficile per le assenze, sì, sono assolutamente d'accordo con te, però sai che oggi è veramente un'occasione persa, perché praticamente rimani agganciato al trenino delle ultime 3, quando con una vittoria ti mettevi lì a un punticino da toglierti dalla zona play-out. È davvero un peccato. Poi con un Rimini in crisi, secondo me l'Olbia, o perlomeno Chiuzzi, e adesso lo sentiamo, avrà davvero tanto da pensare stanotte. Andiamolo a sentire allora, Roberto Chiuzzi. Allora, mi piace sottolineare quello che ho fatto la scorsa settimana, l'ho sottolineato in negativo, il discorso dell'atteggiamento. Ma non l'atteggiamento perché si è stato superficiale, l'atteggiamento nel capire che siamo in trincea. Mentre dicevo che siamo in trincea, i dettagli fanno la differenza. Quindi sapersi difendere, saper leggere le situazioni, che in settimana lavoriamo, teniamo alta l'attenzione. Quindi sicuramente l'atteggiamento della squadra molto responsabile su quello che era l'avversario, quello che era il campo, come dover vincere. Oggi sapevano come dovevano vincere. Il rammarico è l'attenzione sul fallo da non fare lì, in quella situazione che non si fa fallo, si è in anticipo, non si va a duello, si è in anticipo sulla palla, la palla si fa scorrere la palla, o si butta nel canale la palla, perché nel pregare ho detto quando c'è da buttare la palla nel canale è amico nostro, e il canale ce l'abbiamo. E questa è l'unica rabbia che ho, però sinceramente ragazzi oggi questa è la strada per per stare in trincea, la strada giusta per poter uscire con vittorioso. Questo lo voglio rimarcare perché la scorsa settimana è stato duro, ma e da domani saremo al campo con la testa a Siena e con la testa su questa prestazione, perché ci ha dato, ecco, ho visto una squadra responsabile, non ho visto una squadra ballerina, una squadra bella e non pratica, no, ho visto una squadra pratica, una squadra che ha tenuto il campo contro un avversario che in 2 ripartenze ci ha creato delle difficoltà nel primo tempo, altrimenti davvero siamo riusciti a fargli creare poco, una squadra importante. E noi abbiamo fatto e fatto male in quello che noi sapevamo che potevamo fare. Allora, mi piace.
Ecco Roby, queste le parole di Occhiuto, sono d'accordo comunque con la sua disamina tutto sommato positiva, insomma, della prestazione della sua squadra, però effettivamente mancano ancora quei dettagli che poi ti portano le vittorie, fondamentalmente, no? Perché appunto, lanciare quel pallone nel canale. Nelle ragazze. Sì, assolutamente sì. Chiudiamo il discorso Serie C, Roby, guardandoci il prossimo turno di campionato. Come abbiamo anticipato, la Torres appunto ospiterà al Vannissanna la Recanatese, mentre Sabato, gioca sarà... l'anticipo la Torres. Sì. Mentre l'Olbia sarà in campo a Siena contro una squadra che con la vittoria di oggi in trasferta si è riportata prepotentemente nelle zone alte della zona playoff, dove gioca anche il sardo, il nostro amico Davide Arras di Berchida, per cui insomma sarà interessante anche vedere se ci sarà questo incrocio. Le altre partite: Carrarese Alessandria, Virtus Entella Gubbio, Firenzuola Imolese, San Donato Reggiana, Ancona Vispesaro, Fermana Montevarchi, Pontedera Cesena, Rimini Lucchese. Tante sfide, Roby, anche lì in questo caso tanti duelli, e anche in questo caso sarà insomma davvero questo filotto di partite che aprono il 2023. Insomma, le squadre sarde dovranno essere protagoniste anche del loro destino. 20 e 30 giusto una cosa di secondi. servizio che è importante: Andrea non potrà venire al Vannissanna perché si è proposto, però sono già state fatte le designazioni, non ci sarà Andrea Olmeo, e questo era importante dirlo anche in diretta. Io qui non posso entrare, insomma ci sarà assolutamente il manifesto all'ingresso del Vannissanna. No, altro aggiornamento prima di passare alla Serie D: 52-44 in questo momento, a metà della partita, sotto la Dinamo di Piero Bucchi contro il Napoli Basket, 54-44, anzi appena iniziato il terzo quarto. Vi aggiorneremo ovviamente nei prossimi minuti sul prosieguo della partita. Come sempre, Roby, di un gradino, andando a di Serie D, vittoria per l'Arzachena, 3 pareggi per 1-1 per le altre sarde. Vediamo subito la grafica dei risultati di giornata del girone G, con gli 1-1 appunto di Cosenetale Sarda contro la Visartena, Ilva Maddalena contro l'Angri e dell'Atletico Uri contro il Nola in rimonta al 95esimo col gol di Alessandro Aloia, importantissimo. Vedremo poi anche il gol del pareggio. 0-1 poi la vittoria appunto dell'Arzachena di Marco Nappi grazie a Marcos Sartor sul campo del Cassino. 0-0 tra Aprile e Portici, 4-0 tra Lupa Frascati e Pomezia, 2-1 della Paganese contro la Casertana, una sfida insomma sia dal fascino si può dire, perché in maniera proprio letterale, visto che ha preso fuoco il pullman, o meglio è stato messo fuoco al pullman dei tifosi ospiti. Sì, e non c'è niente da ridere oggettivamente, perché è una situazione brutta. Non c'è niente di bello in tutto questo aspetto. 1-0, importante anche la sconfitta del Sorrento contro la Palmese, e 1-0 anche per il Real Monterotondo Scalo contro il Tivoli. Questa la classifica del girone B. Resta in testa la Paganese a quota 43, 40 punti per il Sorrento, 35 per la Palmese, 31 per Monterotondo e Cassino e Lupa Frascati, 30 per la Casertana, 28 per la Zacchena, che con la vittoria di oggi si riporta insomma a 3 punti dalla zona sul campo del Cassino 24. Anche difficile. Esatto, assolutamente sì. Visartena e Ilva Maddalena a quota 24, 23 per Cos e Aprilia, 22 per Portici, Angri e Tivoli, 21 per il Pomezia, 20 per l'Atletico Uri, che comunque, ricordiamo, striscia positiva di 3 risultati, 2 vittorie e un pareggio, importante, per quanto sul campo dell'ultima in classifica, ovvero il Nola, però è arrivato al 95esimo. Insomma, sicuramente risultati importanti per le 4 sorelle sarde del girone G. Iniziamo al volo dall'Arzachena, appunto questa vittoria importante grazie al ritorno al gol di Marcos Sartor. Lo diceva spesso Marco Nappi nelle scorse settimane: siamo attaccanti, appena ci saranno i recuperi io credo che la società, che anche il rendimento della squadra migliorerà. Effettivamente è tornato Sartor, insomma, sia contro la Cosenetale Sarda che oggi in casa del Cassino, appunto gol pesanti per l'argentino. Tra l'altro si è fatto male Bolo, a proposito di argentini, è entrato Gibilterra, uno dei nuovi acquisti offensivi dell'Arzachena. Andiamolo a sentire Marco Nappi con le dichiarazioni raccolte nel post partita da Cassino. Oggi ha detto molto bene, il Cassino ha fatto una buona gara
e il campo purtroppo non ci ha agevolato a noi, perché siamo una squadra, come ha detto lei, che giochiamo palla a terra. Però poi la cosa bella che mi è piaciuta è che abbiamo cambiato pelle, perché da giocare bene abbiamo lottato, abbiamo creato anche qualche occasione da gol, abbiamo fatto un bel gol, però come hai detto tu il risultato poteva starci anche un pareggio, però devo dire che la squadra, tolto qualche occasione che ha creato il Cassino, si è mossa veramente molto bene, e volevo ringraziare tutti i ragazzi che sono entrati e che mi hanno dato una grande mano, ma hanno dato una grande mano a se stessi, perché quando entri devi far bene. Siamo sempre andati avanti a giocare con quelli che avevo e abbiamo fatto sempre anche delle ottime prestazioni. Abbiamo perso delle partite come domenica scorsa, che non sto qui a ripetere quello che è successo. Io posso dire che ho visto quel tiro che l'ha presa addosso, però credo che avesse le braccia attaccate al corpo e il rigore non l'ha dato. Poi altre cose bisogna vedere, perché io domenica scorsa ci hanno annullato 3 gol alla Pagonese, siamo andati a vedere 2 gol regolarissimi. È normale che tu te lo guardi in televisione, lo blocchi e vedi la posizione. Loro purtroppo devono decidere in decimi di secondo. Sai, Fra, che sono contento di una cosa che ha detto Marco Nappi, ovvero che oggi l'hanno vinta anche in maniera brutta, perché non vorrei che l'Arzachena abbia lasciato dei punti per strada durante questa stagione solo per la convinzione che bisogna per forza essere anche belli. Ogni tanto, soprattutto in Serie D, i punti si portano a casa anche quando sai fare la squadra brutta, e oggi magari una lezione anche per gli Smeraldini, che mi auguro possa portarli ai playoff. Sì, tra l'altro hanno bisogno di punti sicuramente i biancoverdi di Nappi per continuare a sognare i playoff. Ci spostiamo da Arzachena a Tertenia per andare a vedere l'1-1 tra Costa Orientale Sarda e Visartena, e poi parleremo delle parole di Francesco Loi. Via! Un 1-1 che lascia sicuramente tanto amaro in bocca la squadra di Francesco Loi per quanto prodotto sul campo. Tra l'altro, insomma, avete visto 8º gol stagionale per Sergio Nurchi, che però si è mangiato. Detto anche il ragazzo di Tertenia. Esatto, in contropiede, gol annullato poi anche per il 2-1, probabilmente per una posizione di fuorigioco di partenza.
però insomma anche questa partita ha dato dei segnali, intanto Odianoso ogni volta che torna in Sardegna dopo aver vestito la maglia del Carbone, che basta, immarcabile, insomma segna sempre l'ex Carbonia e Budoni quando torna in Sardegna da avversario. Dall'altra parte appunto una Costituente sarda che ha prodotto tanto, anche oggi ha dovuto fare a meno di Moi che si è fatto male nel riscaldamento, tra l'altro mancava anche Pietro Ladu squalificato, però insomma io credo che comunque con un po' più di cinismo insomma la missione salvezza in casa COS sia ampiamente alla portata. Andiamolo a sentire allora Francesco Loi, un estratto delle sue dichiarazioni che poi domani troverete integrali come sempre a Zona Mista. Arriva, La squadra ha fatto una gran partita, sia il primo tempo che il secondo tempo, giocata con un livello tecnico importante. E purtroppo giocavamo contro una squadra molto quadrata, non era facile trovare gli spazi, li abbiamo cercati con molta pazienza. Quando abbiamo trovato il gol la partita andava chiusa. E purtroppo su un episodio avevamo preso il gol dell'1 pari su un errore. Abbiamo avuto la palla per il 2-1 e nel calcio ci sta anche sbagliare solo davanti al portiere. Peccato perché onestamente secondo me meritavamo qualcosina in più da questa partita. Ma il campionato sarà questo fino alla fine, dove per salvarti bisogna lottare, bisogna far punti dappertutto, non è facile mai. Domenica sarà un'altra di quelle partite molto difficili contro un avversario che ha tanta qualità, molto carattere. Non sarà facile per noi, ma non sarà facile per nessuno salvarsi. Siamo in tante e in tanti dobbiamo lottare fino all'ultima giornata. Ecco, volevo rassicurare tutti quelli che ci stanno guardando che Cardia è stato sbloccato, perché voi lo vedete così, no? Fermo col telefono, è stato messo adesso a Cagliari davanti a uno scaldino, ha ripreso l'uso del corpo dalla pancia in su, diciamo. Poi nel pomeriggio, nella nottata, tornerà a muoversi. Va detto che il povero Matteo Cardia si è subito anche il freddo, la grandine di Tertenia di giovedì, quindi insomma 2 volte in pochi giorni sicuramente si fa sentire il freddo pungente di quella ha perso l'uso solo del mignolo, mi dicono esatto. I medici, che teneva il telefono esatto. Così e quindi e così è per forza. Andiamo avanti ancora perché manca l'ultima partita, o meglio sono 2 partite ma una proprio da vedere tutte le emozioni, ovvero l'altro 1-1 tra Ilva Maddalena e Angri con insomma il pareggio di Alto Laghirre. Andiamo a vedere le immagini.
Ecco, prima di andare a sentire Aldo Gardini, insomma, anche questa partita ha dato tante risposte, tanti segnali. Il primo è che Ernaldo Alaghirre, insomma, un giocatore davvero decisivo, sia per le sorti dell'Ilva, ma proprio per la categoria. Altra cosa, ha dato dei segnali al nostro Andrea Olmeo, nel senso che ha capito che dovrà farsi qualche visita oculistica per cercare di capire un po' le distanze e non soltanto, insomma, però, non solo non potrà andare alla Torres domenica, sabato, ma dovrà poi... Si sta adeguando il buon Andrea, lui sapete che essendo comunque straniero, lui misurava tutto in pollici, che è un po' la sua unità di misura, no? La sua vita è un pollice fondamentalmente, e ora sta adeguando ai metri. Non è facile per Andrea. Probabilmente sì. Tra l'altro, altro segnale, prima di passare a Gardini, c'era un leggerissimo vento a Moneta, sì, all'osservatorio Zicchina, leggerissimo, che non ha inciso per niente sulla partita. Comunque andiamo a sentire l'estratto delle dichiarazioni di Aldo Gardini. Partita bella, vivace, giocata fino al 95esimo. Dispiace per il gol subito, perché è un gol su una situazione dove non dovevamo uscire così. C'è stato l'errore, come abbiamo sbagliato ci hanno subito fatto il gol, ma sotto l'aspetto dell'impegno, della vinta e della volontà, io ai ragazzi sinceramente non posso dire assolutamente niente. Poi l'errore tecnico, l'errore può succedere a tutti. Noi siamo una squadra giovane e può succedere. Dispiace che al primo proprio errore su un'uscita sbagliata abbiamo preso il gol. Abbiamo avuto la reazione, hanno combattuto, l'impegno 10 e lode, e ci prendiamo questo punto e andiamo avanti. Merita di essere rivisto il gol di Antonio Aguirre. Sì, ha fatto un gol dei suoi. Ne ha sperato un altro, ma Antonio Aguirre, come ho detto già l'altra volta, non è che sta facendo bene di più. È un ragazzo che si sacrifica per la squadra, lotta, gli capita la palla, fa gol, non molla mai, c'è soltanto da fargli complimenti. Oggi ha trovato questo gol stupendo e sono veramente contento per lui, perché se lo merita pure per l'impegno, come tutti gli altri che mettono in settimana. Ecco, chiudiamo il discorso Serie D con l'1-1 dell'Atletico Uri in quel di Nola, arrivato insomma proprio sulla sirena. Abbiamo le immagini del gol di Alessandro Aloia, l'1-1 al 95esimo, insomma sulla preghiera, possiamo dire così, no Roby? Sì, un po' rocambolesca come azione, molto bene la difesa del Nola nello spazzare all'ultimo istante, prima di testa e poi mezza rovesciata. Quel che importa però è che l'Uri abbia trovato il pari, che la tiene ancora in vita. È Pama quello che poi va ad abbracciare fuori dalla ringhiera? No, è Francesco Mura. Francesco Mura. Che era squalificato perché è espulso. Ah sì, ok, però sembrava dalle immagini all'inizio il buon Papa. Tra l'altro ricordiamolo, non ci sono parole dell'Uri perché la squadra è ancora in silenzio stampa. Esatto, ma insomma forse anche per il discorso un po' scaramantico, come ben sappiamo. Siamo in chiusura, abbiamo detto della vittoria del Cagliari Primavera ieri contro la Roma, doppietta di Michele Carboni, sempre più on fire il play di Sassari del Cagliari Primavera. Chiudiamo con aggiornamento sulla Dinamo, dicendo che mancano, sì, purtroppo sì, al momento non riesco a capire quanto manchi, però insomma 74-55 sicuramente è pesante. A metà del terzo quarto questo divario di 19 punti tra il Basket Napoli e la squadra di Piero Bucchi, che non ci immaginiamo sicuramente molto soddisfatto, chissà cosa dirà poi nel post partita, mentre invece ieri la Dinamo Women di Antonello Restivo ha battuto nell'ennesimo scontro diretto contro Venezia tra campionato Eurocup, insomma 79-74. La Reyer continua quindi la squadra di Restivo a restare in alto nella Serie A di basket femminile. Credo che abbiano vinto la Coppa Laguna, giusto? Tra quella di Fertiglia e quella di Venezia, tocca la Dinamo ora a battere ha vinto la Coppa Laguna. Esatto, la Coppa Calic probabilmente. Diciamo, sconfitta invece della Torres femminile di Mauro Ardizzone per 1-0 contro il Chievo Verona in Serie B,
quindi insomma saranno probabilmente, a meno di un miracolo incredibile della Dinamo di Piero Bucchi, queste le due delusioni di questo weekend, che comunque domani torna importante. Cagliari Social Arena ore 19, e poi da lì inizierà tutta la nostra programmazione settimanale come sempre, tutte le regioni live, 131 Diretta Sport e UTG.net. Grazie Roby per essere stato con noi. Grazie a te. Grazie a coloro che ci hanno seguito in diretta TV e in streaming. Grazie a Marcello Mura in regia. Buona serata a tutti. Sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.